Pisaia, l'enaca famiglia rara a sé, e la che va dritto da origine trevisana in regione del Veneto. Il numero più grosso di questo sciappo è il seccata fura rento la comuna di Pederoba. Questa de un'antica e scura etimologia la podría essere ritirata su da un nome de località. Sta famiglia la gana origine che la nimponta de far parte de una radice slava, che la segaloga in l'Alto Adriatico te l'an 1000, i slavi segaloga in la penisola par conto de una muccia de motivi, par gil politico, commercial o militar. Defatti, se può notare che un pasto dei nomi famiglia ingrumai sora costa adriatica i ha vece origine slave. Che se descorre sora ca famiglia Pisaia a sepol darghe a sotto fin dal Medioevo e la se slanega fora soprattutto drio il periodo delle repubbliche marignare, che a Serenissima Repubblica de Venezia pare sgionfarsi a sua difesa la gacciamarento i slavi, ma anche i coloni che dopo si tira su e so propri colonie. Al cau dell'undicesimo secolo, a Repubblica de Venezia la si tirea co fa una poderosa potenza commerciale e marittima in tel mare Adriatico. Il suo vie de commercio le si slunghe in dego l'Oriente, menando che ricchezza e influenza. Un po' la pase che i Veneti, se la Galdea da decenni, la veniva minacciata da un imminente radego con l'impero bizantino. A Costantinopoli, una disputa dei cantoni tra l'impero bizantino e la Dalmazia, la veniva a sboccarsi presto in una guerra di proporzioni significative. La Repubblica di Venezia, che la che voleva da ignora da premarsi su vie commerciali e di slargare sua influenza, la si cacciava suso di attaccarsi da banda della Dalmazia. Asi sta proprio cusita che la tensione si cascata sopra la famiglia Pisaia, da nascianta logada in tel Veneto, ma vignesta dalla Dalmazia. La famiglia la aveva una reputazione schiara per conto della sua pratica militare e sua origine dalmate le che fea ella che la fosse una letta naturale per condurre la campagna e per chiamare pida i suoi. Il paron della famiglia Pisaia, signor Matteo, nomo de forze e abilità de guerra e si sta abbordà dai missari veneti. Qua prospettiva di difendere le terre che una volta les era sue, Matteo il sega parasola de sfida, il sega imuccia su coi sofioi e altri coraggiosi giovani della famiglia per farsi su un'unità di elite. Qui non si sta fa i gambinei de Pisaia, per la sua sveltezza e tenacità in tel campo de battaglia. A guerra che a se taccata tiro du a se sta intensa, co faros battaglie dei cantoni della Dalmazia. I gambinei de Pisaia i mostra coraggio senza compagno e patin condusar che va dagnando il rispetto sipie dei suoi compagni veneti che dei dalmati che combattesto taccata ai suo bande. A sua determinazione e strategia les sta fondamentale per le vittorie che la Dalmazia la aveva insisto in tele battaglie decisive. A quante l'ha visto, a guerra si è arrivata, te una situazione da tornare mia,
e grazie in gran parte ai eroiche sforzi dei gambinei de Pisaia, un trattato de pace si sta negoziando tra la Dalmazia e l'Impero Bizantino. La Repubblica de Venezia la sega spiana su la sua posizione che fa un badial alleà e la sega favorio e su vie commerciali che tanto la se premea. La famiglia Pisaia solta la sega guadagna fama e rispetto e il suo ruolo vitale in te guerra e a sua vita in condusere militarmente si sta riconoscesti dappertutto. I Pisaia così si diventai tocco integrante della storia veneta da chi ha contribuito a assicurare la stabilità e la cucagna della Repubblica in il primo tocco del secondo millennio. Questa è la storia della famiglia di Renan Pisaia, iscrivesto al canale Lengua Mare, che si ha commissionato la ricerca e il video della sua famiglia. E se você gostou desse vídeo e quer também um vídeo como esse sobre a sua família, você precisa entrar aqui no link que está na descrição do vídeo, muitas vezes nos primeiros comentários aqui postados, se não está aqui na descrição do vídeo. Você vai lá no site do Lenguamare e encomenda a pesquisa e depois também o vídeo a respeito da sua família. É bem fácil, está aqui na tela, você pode fazer isso se você quiser, ok? Tchau, tchau, Strucon!